poco fa, ma già da ieri era stata messa un'allerta per, diciamo, forti temporali in arrivo. In effetti ci sta un'allerta arancione e gialla su 5 regioni. Quindi massima attenzione perché nelle prossime ore ci sono il rischio di forti temporali e nubi fragili. Quindi ragazzi, massima attenzione. Ci saranno forti intensità elettriche, quindi forti diciamo fulmini, improvvisi nubifragi, grandinate e intense raffiche di vento. Quindi ragazzi, massima attenzione. Questo riguarda per il nord Italia, come sempre già avevo detto ieri. Quindi, allora, l'allerta arancione, ragazzi, è per il Trentino Alto Adige. Ciao, avvocate. Mentre quella alla gialla riguarda il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Vedi, avvocate, così stai fresca, però fai attenzione perché ci sta allerta gialla da te, quindi massima attenzione ragazzi. Quindi ci possono stare criticità idrogeologiche, idrauliche, quindi ragazzi massima allerta, cercate di evitare se potete di spostarvi se vedete che la situazione degenera in poche parole. Quindi la protezione civile, se volete, sul loro sito c'ha Antonella, hanno tutte le criticità del posto, quindi potete anche consultare, diciamo, il sito della protezione civile. Quindi ragazzi, ripeto, massima attenzione per il Trentino Alto Adige e poi Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono a centro, no Adriano, no, solo per il nord si parla oggi. Forse domani un po' il centro Italia, per oggi riguarda solo il nord, oggi e domani. Forse domani un po', diciamo, no, a Bologna no, non credo, no. Ciao Marcello, ciao, no. Ripeto, l'allerta arancione è per il Trentino, la gialla Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Queste sono le regioni, ragazzi. Quindi ci sta criticità e allerta che potete consultare anche sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Però massima attenzione ragazzi perché sarà intensa la pioggia, quindi se arriva diciamo che arriverà pesante, quindi massima attenzione. Infatti diciamo, sul sito ci sta l'allerta arancione e un giallo sul Trentino Alto Adige e poi su tutto il resto è tutto giallo. Quindi è così. Sì, ho capito, sì. No, sulla Liguria no, no, in Sardegna no, nulla, lo vedo da qua, no, no. Sardegna nulla, ragazzi. Tutto a partire dal Reggio Emilia, scendere giù, ragazzi. E purtroppo ci dobbiamo accontentare. No, no. Dicono forse domani, avvocati dicono in Campania, ma io non vedo nulla per ora. Qualcuno aveva detto in Campania domani. E che ti devo dire? Speriamo fosse la Madonna che piovesse pure in Campania. Però per ora riguarda solo il nord Italia. Quindi la protezione civile, ho consultato il sito, tutto, i vari media italiani, esteri e dicono tutti la stessa cosa, quindi è solo il nord Italia. L'unica regione diciamo più a rischio proprio è il Trentino Alto Adige che ci sta proprio quella là arancione come allerta, quindi poi tutte le altre regioni del nord è gialla. Quindi ragazzi massima attenzione come sempre, come dico io, evitate se potete di spostarvi se vedete che incomincia a piovere forte, cercate di non uscire se in caso davvero uno ne abbia bisogno, ma se potete restate a casa, perché questa bassa pressione a contatto con 40 gradi, sì sì ho capito, sicuramente innescherà una forte diciamo intensità temporalesca, quindi ci saranno intense grandinate sicuramente, pioggia, quindi diciamo può succedere di tutto. Vabbè.
quindi domani al nord vi rinfrescate un pochino, quindi la verità a me si fanno allerta gialla qua, io da casa non mi muovo, aspetta che arriva questa ondata di fresco, la verità. Se a me domani ti dicono che ne so, in Campania allerta arancione, io non scendo proprio da sopra, basta che si rinfresca la zona. Vabbè ragazzi, comunque ma a parte gli scherzi, fate massima attenzione già da stasera, perché questa già arriva in pomeriggio, già dovrebbe arrivare questa perturbazione, quindi aprite gli occhi già da stamattina che è meglio. Come si dice, fidarsi è bene ma non fidarsi è sempre meglio. Quindi a partire già da mo ragazzi, dalle prossime ore, ti hanno clonato? Vabbè, non ti preoccupare, fra poco la clonano a lei, non ti preoccupare. Fanno il doppione qua all'hotel qui a Salerno. Faranno un bel doppione. Ah no, i doppioni scusami, non ce l'hanno qua, quella è una chiave, scusami. Non è. Non ci sono i doppioni. Là sono una chiave per tante stanze, capì? Quindi i doppioni non ci stanno, no, no. Non possono clonare là. Vabbè ragazzi, buon proseguimento di giornata a tutti, ma che fanno un caffè, la faccia dice fa male. E ci sentiamo più tardi. Ciao avvocate, ciao Marcella, quella è la vera, però no, la Favaz. Tanto la farsa può fuggire dove vuole. Tanto prima o poi, come si dice, finirà. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi.